Buongiorno, buongiorno Focus TG, come sempre in diretta le notizie dal nostro territorio, da tutte le province con i nostri inviati e i nostri servizi, da tutte le redazioni, compresa quella di Trieste, da cui partiamo perché c'è stata un'operazione che ha smantellato un'organizzazione di traffico di migranti. Addirittura i bambini venivano addormentati con dei sonniferi e agli adulti venivano date delle sostanze energizzanti per sostenere le marce lunghe sulla rotta balcanica attraverso il confine sloveno-friulano. Vediamo il servizio di Gianluca Palladin. Parliamo di centinaia di migliaia di euro, non c'è dubbio, il giro d'affari è questo. Del resto è chiaro che quando si vede un interesse criminale a questo tipo di fenomeni vuol dire che rende bene, perché se non rendesse non ci sarebbe neanche così tanto interesse. Partivano da Trieste di pomeriggio per arrivare al confine sloveno-croato, prendere i migranti che avevano già pagato il passaggio e poi via alla volta del capoluogo giuliano. 250 euro il costo della tratta per ogni persona, tutto grazie agli agganci con i paesi di provenienza dei migranti e la città di Trieste. Il gruppo criminale, composto da albanesi e kosovari, era una cellula radicata nel nostro territorio, ma l'indagine, partita 11 mesi fa e condotta dalla squadra mobile di Trieste e dalla direzione distrettuale antimafia giuliana, ha permesso lo smantellamento della rete criminale. Più di 30 indagati, 13 misure cautelari emesse, 7 arresti in flagranza di reato. È il bilancio dell'operazione The End, che ha sgominato una banda accusata di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Alle investigazioni hanno collaborato anche la polizia slovena, francese, kosovare e albanese, coinvolte anche le squadre mobili di Bologna, Rimini, Pesaro e Treviso, nonché i reparti di prevenzione crimine di Padova, Bologna e Reggio Emilia. L'operazione è stata illustrata in una conferenza stampa nell'ufficio del procuratore capo di Trieste, Antonio De Nicolo. I criminali costituivano una vera e propria famiglia, rapporti di parentela che facilitavano le operazioni. La tesoriera della banda è la sorella di uno dei boss incastrati dall'indagine. Un'organizzazione ben strutturata in termini di uomini e di mezzi messi a disposizione dei passeur per il traffico di migranti. Questi venivano fatti convergere al confine sloveno-croato, poi passeggiavano tra i boschi caricati di bevande energetiche per limitare il senso di stanchezza. Chi non voleva camminare veniva picchiato, ai bambini veniva dato del sonnifero. Infine i migranti raggiungevano la città di Pomian in Slovenia. Qui le persone venivano caricate in macchine e portate a Trieste. Le indagini hanno documentato 32 episodi, decine di migranti coinvolti in ogni viaggio. Ma quali elementi hanno condotto gli inquirenti ai vertici dell'organizzazione criminale? Le impedinamenti e intercettazioni sicuramente, ma anche lo scambio di notizie in tempo reale tra le polizie interessate. Cioè a volte un contatto informale, telefonico, un passaggio di carta attraverso messaggi WhatsApp può essere molto più utile di 100.000 lettere scritte e passate attraverso gli organi centrali. Questo è un mio vecchio pallino che mi sentirà ripetere fino alla stanchezza. La collaborazione internazionale è la chiave del successo di queste cose. E collaborazione internazionale vuol dire rapporti stretti, diretti tra magistrati di questo Stato, magistrati della Slovenia, magistrati croati, tra poliziotti di questo Stato, poliziotti sloveni e poliziotti croati. E avete sentito i particolari sconcertanti, sono bambini che venivano addormentati con dei sonniferi perché non disturbassero, non facessero chiasso durante queste marce nei boschi che portano dalla Slovenia fino a Trieste. A questa conferenza stampa c'era anche il prefetto Messina che ha detto che queste sono operazioni transnazionali che l'Europa deve continuare a realizzare per sconfiggere gli schiavisti. Vediamo il servizio della nostra redazione triestina. È un'operazione che attesta chiaramente che questi sono fenomeni transnazionali che vanno, come dire, guardati anche dal punto di vista dell'azione di contrasto con metodologie e trattati con metodologie transnazionali, quindi da qui l'importanza della cooperazione di polizia come in questo caso. È una rotta purtroppo consolidata che, come dire, vede questi passaggi dall'Italia
che non è però il paese di destinazione di questi poveracci. Il tema è che esiste un'organizzazione transnazionale che sfrutta, che è basata su diverse cellule. C'era questa cellula che noi abbiamo individuato nel nostro territorio e che si avvaleva anche di personaggi che stavano in territorio estero. Abbiamo collaborato con la polizia croata, con la polizia slovena per disarticolarla. Questo non ha chiaramente limitato e non limiterà nel breve periodo, come dire, il flusso dei migranti, ma serve a creare una conoscenza dal punto di vista investigativo e repressivo che ci possa pensare di fare traguardare un contenimento maggiore di questo fenomeno. E veniamo alle vicende del Veneto, parliamo spesso di sanità, di mancanza di medici. A Chirignago va in pensione il medico di famiglia e 2000 pazienti restano senza assistenza. Sembra che l'ULSS abbia deciso di istituire un ambulatorio per 2 mesi, ma ci racconta tutto nei minimi dettagli Ilaria Marchiori, collegata in diretta. A te la linea, Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui nel centro di Chirignago, dove appunto, come hai anticipato, il medico di base Paola Bassetto, di 68 anni, ha deciso di andare in pensione. L'ha fatto non certo a cuor leggero, però tra le varie motivazioni il fatto che ci sia comunque un carico importante di pazienti, non è possibile prendere le ferie perché appunto serve effettivamente la presenza del medico di base sul territorio, e poi anche ovviamente per una questione di cuore, visto che moltissimi pazienti li conosce, si può dire anche quasi da quando sono nati. L'USL ha deciso di è riuscito a trovare una sostituzione per un po' di tempo, per un paio di mesi, però appunto poi il problema si ripresenterà. È un problema che non riguarda solamente la zona di Chirignago, ma varie altre zone di competenza, in questo caso dell'ULSS 3, visto che ci troviamo in provincia di Venezia. Proprio i numeri sono anche abbastanza importanti, come ci dice ora Daniele Tronco, il segretario generale del SPCGL metropolitano. Benvenuto Tronco. Allora, qui abbiamo dei numeri importanti per quanto riguarda la carenza dei medici di base sul territorio. Sì, quello che sta succedendo a Chirignago sta succedendo in moltissime zone della nostra provincia. Basti pensare che nell'USL 3 Serenissima abbiamo ben 58 zone carenti di medico di medicina generale. Siamo passati da 21 zone carenti nel 2019, come ho detto, a 58 adesso. Nell'USL 4 invece in Veneto orientale passiamo da 25 zone carenti a 44 zone carenti. Quindi oltre 100 zone della nostra provincia sono senza un medico di medicina generale. Si tampona, ma non è una risposta, bisogna trovare una risposta strutturale al tema della presenza della medicina di base di territorio, che come sappiamo è un elemento fondamentale anche per sgravare il pronto soccorso, per sgravare l'accesso alle strutture sanitarie. Questo è un problema gravissimo, soprattutto per le persone anziane che hanno difficoltà a muoversi, perché trovare soluzioni, a parte l'intasamento, i numeri eccezionalmente grandi, perché poi si spostano gli utenti da medico a medico, ma poi c'è un tema di mobilità territoriale che è insostenibile in molte aree della nostra provincia. Ecco, La dottoressa Bassetto, interpellata proprio anche dai giornalisti, perché comunque un medico di base che è qui da moltissimi anni ovviamente e che se ne va ovviamente fa notizia, ma ha parlato di difficoltà proprio burocratiche che sono sempre di più e di una fuga sempre di più verso anche la privatizzazione, cosa molto preoccupante perché, come abbiamo già palesato più e più volte, non tutti possono permetterselo.
Sì, diciamo che il tema della privatizzazione è un tema di carattere generale. Come si sa, noi stiamo facendo una campagna molto intensa su questo tema qua. Abbiamo raccolto più di 15.000 firme in una decina di giorni, perché registriamo da dalle persone che incrociamo sul territorio che l'offerta pubblica si sta riducendo e la gente, se vuole curarsi, è costretta a scegliersi alternative private che ovviamente costano e non tutti possono permettersele. Grazie a Daniele Tronco. Avete sentito dunque qual è la situazione dei medici di base nel territorio dell'Ulster. Qui da Chirignago è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori da Chirignago. C'è anche un minorenne trevigiano tra gli 8 indagati nel blitz della Polizia Postale della Digos in 7 città italiane. È stata scoperta una chat Telegram nella quale giovanissimi si scambiavano informazioni e video su armi ed esplosivi. Sentiamo Nicola Zanetti. Le frasi più inquietanti. Io avevo una pistola Glock, però poi ci sono andato a scuola perché l'avevo visto in un film americano. E ancora, io sono andato a scuola con un coltello multiuso, ho rischiato molto di andare al minorile. Un altro, io portavo quello a scatto nel giubbino. A scrivere sono ragazzi giovanissimi minorenni in una chat Telegram utilizzata per condividere le loro esperienze con le armi e scoperta dalla Polizia Postale della Digos in 7 città italiane, tra le quali Treviso. Le perquisizioni sono scattate stamattina nell'abitazione degli 8 indagati con il supporto dei cani poliziotto. Un'indagine partita nell'ottobre 2022 da Milano e portata avanti dagli investigatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica, che ha scandagliato le chat assistendo e registrando i dialoghi tra utenti di Treviso, Milano, Lecce, Pisa, Sassari, Avellino e Nuoro. Altri esempi deliranti. I miei genitori sono contrari alle armi, allora me le fabbrico io oppure me le prendo da qualche parte. Avete mai fatto una Molotov? Io sì, martedì provo a fare del napalm. Gli internauti, spiega la polizia, affermavano di andare in giro con coltello e a volte persino con pistole a salve o d'aria compressa e pubblicavano foto e video che mostravano le armi esposte in poso durante l'effettivo utilizzo. Nelle loro discussioni su Telegram richiedevano informazioni e consigli su come confezionare molotov, esplosivi e detonatori, pubblicando anche foto degli ordigni realizzati. Qualcuno ha un video tutorial per un detonatore? Era infatti un altro quesito. Buon pomeriggio, ecco a voi un piccolo dispositivo, salutava qualcun altro. Il fenomeno di questo tipo di chat, continua la polizia, è andato aumentando con l'avvento delle repliche, pistole con le stesse misure, pesi e materiali di quelle vere ma non funzionanti, e con le armi da soft air, di libera vendita, spesso esibite come trofei in foto e video. Al momento delle indagini non emerge se abbiano fatto solo affermazioni o realmente avuto questi comportamenti, ma alcune perquisizioni hanno dato esito positivo, dato che nelle abitazioni sono stati trovati coltelli, armi giocattolo, tirapugni e altro materiale. Ragazzini per lo più insospettabili che facevano a gara ad andare a scuola armati di tutto punto, come dei piccoli boss. Uno scenario che potrebbe allargarsi ulteriormente, gettando un'ombra terribile sulla vita segreta di tanti giovanissimi. E andiamo a Venezia perché non hanno scrupoli le borseggiatrici, addirittura arrivano ad inscenare un finto sequestro di un bambino per poi derubare la madre disperata che tenta di evitare questo sequestro. Vediamo il servizio di Filippo Fois. Che intenzioni avesse la sconosciuta che voleva prendere in braccio una bambina di 2 anni che giocava in campo Santa Margherita è difficile dirsi. Probabilmente solo distrarre la madre mentre la complice la derubava, ma non si può escludere del tutto qualcosa di più inquietante. Fatto sta che da oggi il fronte del borseggio a Venezia si arricchisce di un episodio che getta un'ombra sinistra sull'atteggiamento sempre più spregiudicato delle bande che infestano la città. A raccontare cosa fosse successo e ad invitare all'attenzione chi avesse bambini piccoli che giocano in campo è stata la protagonista della vicenda in una chat di residenti. La donna ha visto una ragazza andare incontro alla piccola per prenderla in braccio. D'istinto ha gettato la borsa sul passeggino ed è corsa per raggiungerla. Appena ripresa la bambina si è accorta che un'altra ragazza stava cercando di rubarle il portafoglio momentaneamente incustodito. Del fatto sono state avvisate le forze dell'ordine. Recentemente in un blitz antiborseggio la polizia ha fermato diverse persone tra Piazzale Roma e la stazione, tutte con a carico diversi precedenti per furto e furto aggravato. Uno spaccato delle decine di uomini e donne, a volte insospettabili e dall'aspetto comune, che quotidianamente agiscono organizzati in bande a Venezia. Andiamo a Conegliano in diretta da Edi Kaliman perché i carabinieri del RIS sono nell'abitazione dell'anziana
uccisa sembra da presunti ladri, ma si sta indagando in altre direzioni. In ogni caso si sta tenendo conto delle immagini delle videocamere che hanno ripreso 2 balordi nella zona che si sarebbero arrampicati fin dentro l'abitazione della vittima. La linea è di Kaliman. Buongiorno ai telespettatori. Noi ci troviamo a Conegliano in via 28 settembre di fronte alla palazzina dove abitava Margherita Ceschin, la 72enne trovata morta la notte di sabato sera, ma la sua morte risalirebbe al giorno prima, a venerdì sera. Siamo qui perché da poco più di un'ora sono iniziate le indagini, le ricerche dei carabinieri del RIS che stanno appunto ricercando eventuali tracce biologiche ed impronte che aiuterebbero nelle indagini per cercare di capire chi avrebbe potuto commettere il reato e il delitto. Ricordiamo che Margherita Ceschin, 72 anni appunto, è stata ritrovata morta in pigiama distesa sul suo divano di casa con 2 stanze dell'abitazione trovate a soqquadro. Solo il portafoglio è stato portato via e resta il mistero di questo cellulare trovato distrutto e lasciato sotto l'acqua corrente di un lavandino. Le indagini sono in corso, sono ancora al vaglio dei carabinieri le immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare eventuali persone che avrebbero potuto introdursi nella casa. Come vedete sono stati appena tolti dai RIS i teli che come vediamo anche nella ringhiera sono stati posizionati nei giorni scorsi per cercare di proteggere eventuali tracce biologiche che sono state riportate. È stata transennata la zona dalla polizia locale per non intercettare le indagini che sono tuttora in corso e ovviamente se noi avremo aggiornamenti ci potete seguire nei telegiornali della sera per appunto eventuali novità. Per ora da Conegliano è tutto, restituisco la linea. Grazie a Edi Kaliman, vi daremo aggiornamenti nel caso ci fossero delle novità nel corso di questa edizione del Focus TG. Una famiglia di pusher, quella individuata a Mestrino, dove i carabinieri hanno arrestato madre e figlio. Un vizio di famiglia, lo spaccio di stupefacenti per mamma e figlio arrestati dai carabinieri di Mestrino. 42 anni lei, 21 lui, entrambi volti noti alle forze dell'ordine. Per tutti e due sono scattati gli arresti. Durante la perquisizione, i carabinieri della locale stazione hanno trovato diversi grammi di droga, più di 1 etto di cocaina, marijuana e hashish, 2 bilancini di precisione e quasi 2.000 euro in contanti. Il materiale è stato sequestrato. La donna è stata portata nel carcere di Montorio a Verona. Il 21enne si trova ora agli arresti domiciliari. Servizio di Francesco Rattai e adesso, mentre si aspetta che venga aperto il testamento di Silvio Berlusconi, vediamo la storia legata ad una vicenda legata ad un possibile falso testamento che riguarda una dottoressa medico di base di Santa Giustina in Colle e una notaia che sono attualmente a processo. Vediamo. Avrebbero fatto firmare un testamento falso in punto di morte, non nel pieno delle facoltà mentali. Un medico di base di Santa Giustina in Colle, una notaia padovana e 2 testimoni sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di falsità ideologica in concorso. I fatti riguardano l'eredità di un 83enne falegname deceduto nel novembre del 2019. Nell'ultimo testamento, firmato 4 giorni prima del decesso, l'anziana aveva lasciato tutto, 2 immobili, alcuni campi e dei soldi per un totale di 600.000 euro alla moglie e a un solo figlio, escludendo gli altri 3 dall'eredità. È stato appurato che l'83enne aveva ricevuto in ospedale 4 giorni prima di morire la visita del medico di base che certificava lo stato di salute del paziente, vigile, reattivo e collaborativo, e del notaio a cui firmava il testamento davanti a 2 testimoni. 4 giorni dopo il decesso, il sospetto è nato dopo aver visto la cartella del ricovero dell'anziano firmato da una delle figlie perché l'uomo non era in grado di esprimere le sue volontà. Il medico legale nominato dall'avvocato di parte civile e la consulente della procura hanno certificato che il paziente era affetto da demenza. Molte dunque dubbi sulla firma di quel testamento in punto di morte che ha portato al GIP al rinvio a giudizio dei 4. L'udienza è prevista il prossimo 13 febbraio.
Sindaco di Padova Sergio Giordani ha vietato la musica dopo la mezzanotte nelle piazze, un'ordinanza antimovida che sta facendo discutere. Vediamo la notizia e poi sentiremo anche le reazioni. Musica vietata nelle piazze del centro storico e nel quartiere universitario del Portello dopo la mezzanotte. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, ha firmato l'ordinanza che regolamenta la movida nel periodo estivo. Il provvedimento infatti resterà in vigore fino al 30 di settembre, una misura che arriva dopo le polemiche dei residenti del centro che d'estate ogni anno lamentano gli effetti della mala movida nelle piazze. Come l'anno scorso, come sempre, per rispetto per quanto dormono, devono dormire i cittadini, facciamo impossibile per riposino. Chiaramente abbiamo vietato una cosa in più, i parecchi quelli autonomi che si collegano via wifi per evitare anche questo, per cui insomma, il rispetto dei cittadini, cerchiamo di fare il massimo. Ci sarà anche le novità tra poco, perché stiamo costituendo un gruppo di lavoro coordinato dal direttore generale per far sì di trovare delle soluzioni. Quest'anno si aggiunge dunque il divieto di riprodurre la musica anche attraverso le casse wifi collegate allo smartphone da mezzanotte alle 6 del mattino. L'ordinanza di Giordani si aggiunge inoltre all'impiego degli street tutor ingaggiati dall'amministrazione per sorvegliare le zone della movida. Servizio Valentina Visentin, adesso ci colleghiamo proprio con Valentina Visentin a Padova in diretta per sentire quelle che sono le reazioni all'ordinanza del sindaco. A te la linea. Buongiorno da Padova, da Piazza dei Signori, il cuore della movida. Siamo qui ovviamente per sentire le posizioni dei residenti dopo l'ordinanza firmata ieri dal sindaco Giordani che sostanzialmente vieta la musica dopo la mezzanotte. Quest'anno è stato incluso anche il divieto di utilizzare le casse collegate via wifi agli smartphone, una misura, una ordinanza che è stata firmata anche quest'anno e che vale per il periodo estivo. Qui con me c'è Paola Lincetto, referente dell'associazione Stop Degrado Padova, che insomma è sempre attiva sul tema della movida. Questa ultima ordinanza del sindaco Giordani vi convince rispetto a quelle dell'anno scorso? Ma supponiamo che sia, anzi lo è, una ordinanza fotocopia di quelle che erano in vigore già l'anno scorso. Il problema qual è? L'atto di per sé è positivo, aggiunge un ulteriore tassello a quella che è tutta la gamma delle norme e delle leggi che ci dovrebbero sulla carta tutelare da questi problemi. Ma se poi non vengono effettuati i controlli, se poi quando il cittadino che ha la gente che suona e canta sotto casa chiama le forze dell'ordine e le forze dell'ordine, come è successo anche questa notte, non possono uscire prima di un'ora, non hanno l'auto disponibile, a cosa serve l'ordinanza? A nulla. Come sta andando questo inizio d'estate? Ci sono anche gli street tutor operativi, dal punto di vista dei residenti come sta andando? Allora, devo dire che qui nelle piazze, nel centro storico, le cose stanno andando relativamente bene, quindi può capitare la serata, la nottata col disturbo, ma diciamo che in linea generale quest'anno la situazione è abbastanza positiva. Il disastro sta succedendo al Portello, soprattutto perché, e qui ritorniamo all'ordinanza, va bene vietare al singolo o ai gruppi di singoli di disturbare, ma se ci sono 3-4 iniziative in contemporanea con la musica a tutto volume, il Parco della Musica, con la Golena a San Massimo, col Pride, coi Navigli, tutti che suonano insieme, è chiaro che nelle case vengono misurati 80 decibel di rumore e l'ordinanza, come ripeto, non è che un piccolo tassello in un mare magnum di una situazione che non è per niente positiva. Ecco, come residenti ha parlato di decibel, continua la vostra battaglia per chiedere che vengano messi dei fonometri per la rilevazione del rumore, insomma, dell'inquinamento acustico.
Da quello che abbiamo capito come associazione, il sindaco Giordani non vuole assolutamente saperne nulla, è una sua posizione personale, non vuole questi fonometri, non vuole fare queste rilevazioni e quindi come residenti appartenenti a questa associazione adesso stiamo vagliando alcuni preventivi anche di tecnici del suono per vedere se, non in continuo chiaramente perché sarebbe un costo troppo elevato, ma magari in serate individuate come particolarmente critiche riusciamo a farle noi in qualche modo queste rilevazioni in modo da avere dei dati ufficiali e giurati che possono dimostrare qual è la situazione realmente. E allora ringraziamo Paola Lincetto per essere stata in nostra compagnia, per la sua testimonianza. Da Piazza dei Signori è tutto, restituisco la linea allo studio. Sì, parlano i cittadini, ha parlato Paola Lincetto, grazie a Valentina Visetin che è la rappresentante dei residenti della zona così funestata dalla movida. Poi sentiremo anche i cittadini perché sentiamo in genere tante voci. Ancora incidenti e questa volta nell'Alta Padovana 3 feriti in 2 incidenti diversi. Sentiamo. Erano le 23 di ieri quando in via Castellana, tra Baseleghe, 2 persone sono rimaste ferite nello scontro tra 2 auto. Sul posto per circa 3 ore hanno lavorato i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto e i volontari di Borgoricco. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri. Stanno invece operando gli agenti della Federazione e della Polizia Locale del Campo San Pierese nell'incidente avvenuto intorno alle 8 in via Caltana, Villanova di Campo San Piero. Un uomo di 72 anni è uscito di strada nella frazione di Murelle, finendo contro la muretta di recinzione di un'abitazione. Nessun altro veicolo è stato coinvolto. L'uomo è ricoverato in ospedale, sul posto anche i vigili del fuoco. E restiamo sempre sulle vicende che riguardano i troppi incidenti stradali. C'è stato un disegno di legge del Consiglio dei Ministri per un nuovo codice con supermulte, test antidroga, sequestro della patente nel caso di utilizzo del cellulare. Abbiamo sentito le opinioni dei trevigiani. La sicurezza stradale credo debba essere anzi al primo posto e come impegno avuto di tutti i cittadini. Il telefono e comunque anche l'alcol sono dei deterrenti molto forti e sono convinto in realtà che questa ulteriore stretta sia doverosa, punto primo, e sicuramente anche necessaria. C'è troppa gente che è distratta proprio dal telefonino, quindi secondo me è giusto che sia così severo. Per quanto riguarda invece il giro di vite che viene impresso su tutte le altre casistiche con sospensione della patente anche per minime violazioni, bisogna anche fare un'attività di prevenzione e non solo di repressione. Io sono d'accordo perfettamente. Perché oramai succedono troppi incidenti e c'è la gente che va per strada guardando, addirittura i camionisti vanno guardando lo schermo della televisione e roba del genere, quindi perfettamente d'accordo. Se si rigidiscono le regole del codice della strada bisogna essere sicuri che dopo le pene vengano applicate e soprattutto io non sono d'accordo sulle sanzioni economiche perché chi può paga e non è un discorso educativo. Sono d'accordo con chi l'ha proposta, che il governo l'abbia approvata, perché facendo un certo lavoro che faccio io, non dico che lavoro, vedo purtroppo le aule dei tribunali sono zeppi di queste situazioni. Penso che sia giusto e che sia ancora poco. Dovrebbero essere ancora più severi su queste cose per far capire alla gente i pericoli che fanno correre a se stessi ma soprattutto alle altre persone. E le rotatorie sono sempre state un deterrente, anzi un sistema che è servito a limitare il numero di incidenti e sono iniziati il 27 giugno i lavori per la costruzione della rotonda all'Odissea di Spresiano. È un cantiere che dovrebbe durare 4 mesi. Sentiamo cosa ci ha detto il sindaco Marco Della Pietra. Finalmente questa importante opera sul nostro territorio che aspettavamo da tempo, che la nostra amministrazione ha voluto fortemente perché non è un'opera complementare a Pedemontana e che andrà sicuramente a diminuire i rischi che ci sono in un incrocio assai pericoloso. Una rotonda per rendere più agevole il traffico e diminuire gli incidenti.
È conosciuto come l'incrocio dell'Odissea, in realtà è l'incrocio tra la Pontebana e la provinciale Via Volta che porta a Lovadina e poi Maserata. Un punto nevralgico per la viabilità di Spresiano, che conta una media di 5 incidenti all'anno, finora nessuno con conseguenze mortali. I sinistri sono comunque troppi, fa sapere l'amministrazione, per questo è stato deciso di intervenire con la costruzione di una rotonda. Un cantiere da 1.300.000 euro totalmente sostenuto da ANAS, più ulteriori 300.000 stanziati da SNAM e dalla Società di Infrastrutture Stradali per la sistemazione di un tubo di metano che creava un'interferenza. ANAS parla di 4 mesi di lavoro, sicuramente ci saranno dei piccoli problemini per gli utenti della Pontebana, però posso dire che è una cosa storica, per cui ecco, a fronte di qualche problemino poi dopo avremo una risoluzione a un grande problema. E questo era il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra. Andiamo a Vicenza perché alla caserma Ederle c'è un clamoroso sciopero, credo il primo della storia, di tutti i lavoratori civili, i lavoratori della caserma Ederle, la base americana, che protestano perché vogliono il rinnovo del contratto e non vogliono i tagli al personale che sono stati annunciati. Andiamo in diretta da Luisa Bertini. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui in Viale Ferrarini dove è in corso una mobilitazione dei lavoratori delle basi americane, della base americana Ederle, che sono stati raggiunti anche dai colleghi di Aviano e di Livorno. Quali sono le motivazioni della mobilitazione? Lo chiediamo a Sara Peruffo, rappresentante della CISL. Allora, oggi parte la mobilitazione di tutte le basi militari in Italia, oggi a Vicenza insieme ai colleghi di Aviano e di Livorno, domani a Napoli, per il rinnovo del contratto che è scaduto nel 2021 e che gli americani si stanno rifiutando di rinnovarlo con un minimo di aumenti salariali che stiamo richiedendo, visto anche l'aumento costo della vita. E poi qua ci sono anche 41 esuberi. Hanno comunicato in via del tutto informale, al di fuori del protocollo e degli articoli del nostro contratto, l'esubero di 41 persone e il licenziamento poi di fatto di 25 persone. Ecco, facciamo una panoramica di questo rinnovo di contratto, quanti lavoratori riguarda? Il contratto nazionale di lavoro degli lavoratori presso le basi USA coinvolge 4.500 persone in tutta Italia con le più svariate mansioni, da quelle impiegatizie a quelle operaie, ingegneri, architetti, perché si tratta di dare supporto alle truppe di stanza in Italia. Ecco, voi siete anche in contatto con l'estero, lavoratori all'estero, come vengono trattati relativamente ai contratti rispetto all'Italia? Ci sono state giornate di mobilitazione anche in Germania che hanno portato a una positiva chiusura della vertenza con aumenti salariali oltre il 4% e un riconoscimento di più di 3.000 euro di bonus a testa per quest'anno e per far fronte ai cari della vita che ci sono stati per i costi dell'energia. E la stessa cosa è successa per i colleghi di stanza in Turchia, dove ci sono delle basi e anche loro sono riusciti a chiudere positivamente il rinnovo contrattuale. Ecco, da Vicenza è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie molto a Luisa Bertini. Un altro problema è quello delle liste d'attesa e la situazione non è certo facile, come già sapevamo. 7 persone su 10 sono alle prese con attese molto lunghe. C'è stata una indagine dei sindacati attraverso un questionario dato a 3.000 persone. Sono stati forniti ieri i dati, rivediamo il servizio di Anna Maria Parisi e poi sentiremo anche le reazioni. Vediamo. Lista d'attesa in Veneto, com'è la situazione? La situazione è una situazione di emergenza.
Un anno di attesa come minimo per le cataratte, così in tutte le 9 ULSS venete. Nella ULSS 3 al Civile di Venezia pareva anche il ginecologo. Così una signora per un problema urgente, dopo oltre un'ora di viaggio arrivata a Mestre, si è vista restituire la richiesta dall'accettazione del CUP perché era mercoledì e la prestazione si fa solo al martedì e per appuntamento. E ancora nella ULSS 7 una visita entro i 6 mesi segnati sull'impegnativa era disponibile ma solo a pagamento. Soltanto alcune delle testimonianze riportate ai sindacati nell'indagine condotta da marzo a maggio corrente sulle 9 ULSS regionali sui tempi d'attesa per visite ed esami specialistici, cercando di prenotare tramite CUP. Il 69% del campione da noi intervistato, che è di oltre 3.000 persone, non è riuscito a prenotare al CUP. Il 30%, quindi circa 3 su 10, sono riusciti a prenotare con il CUP, ma anche di questi non tutti, anzi molti, non sono riusciti a farlo nei tempi della prescrizione, quindi abbiamo un 46% delle prestazioni entro i 30 giorni che non sono state prenotate dal nostro campione entro i 30 giorni e un 43% nelle prestazioni più lunghe dai 2-3 mesi. Le prestazioni più richieste su cui si è effettuata questa indagine, la diagnostica per immagini, oculistica e la visita cardiologica, solo per citarne alcune. 7 le persone su 10 in lista d'attesa perché non sono riuscite a prenotare tramite CUP. Maglia nera la ULSS 4 del Veneto orientale con l'81%, seguita a ruota dalle vicentine della 8 Berica e 7 Pedemontana, rispettivamente 78 e 76%, con l'ex equo della 6 Eugania e 3 Serenissima, 71%, staccate di un punto dalla ULSS 2 Marca Trevigiana. Tra l'altro un quarto non sa neanche che, o non è stato messo nelle liste d'attesa o non lo sa, non l'ha capito. Con le prestazioni che finiscono così per essere prenotati a pagamento in strutture pubbliche o private, mentre il 59% degli intervistati attende ancora di essere richiamato dalla ULSS, in questo caso maglia nera alla ULSS 2 Marca Trevigiana, seguita dalla 7 Pedemontana. Nel campione c'è un 68% di anziani, quindi questo è un dato da tenere a mente. Questi sono i dati dell'inchiesta condotta dai sindacati e c'è però la rassicurazione da parte della Regione. Entro dicembre verranno programmate oltre 246.000 visite con codice D, cioè a 30 giorni. Si chiama percorso di tutela, una tra le soluzioni proposte dai sindacati per scavalcare i tempi d'attesa per una visita o una diagnostica, nonostante la prescrizione medica magari anche urgente. Il cittadino avrebbe diritto di esigere che quella prestazione venga fatta in libera professione intramuraria pagando solamente il ticket. Quindi noi abbiamo suggerito a chi si è rivolto nelle nostre sedi lamentando appunto il disagio che ha nell'accesso alla sanità pubblica di inviare una raccomandata alle USL per esigere questo diritto. Abbiamo visto che quando i cittadini hanno inviato la raccomandata o quando si sono lamentati presso l'ufficio relazioni per il pubblico, questa cosa ha fatto scattare subito il fatto che sono stati richiamati e hanno avuto la prenotazione. Altra proposta, prevedere per gli over 70-75 di aprire degli slot vicino alla propria residenza, anche per evitare la lontananza influisca sulla rinuncia alla prestazione. La Regione è favorevolissima a questo tipo di procedura, anzi ritiene che questo sia un percorso che bisogna assolutamente perseguire. 30 milioni di euro i fondi stanziati dalla Regione Veneto per il piano di rientro delle liste d'attesa per le prestazioni con codice D, cioè entro 30 giorni, da programmare entro dicembre prossimo. E hanno iniziato già con le priorità, quelle che erano a 10 giorni. Da novembre ce n'erano, ad esempio, questo è un dato che ci hanno dato 2.000, ad oggi ce ne sono 23, a settembre prenderanno in carico quelle che hanno i 30 giorni, che sono poi quelle che anche dal nostro monitoraggio si sono rivelate, insomma, quelle più critiche. Si parla di quante prestazioni? Allora loro hanno degli obiettivi su delle prestazioni di 246.000 prestazioni che loro vogliono recuperare da maggio 2023 a dicembre 2023. Allora, vediamo la politica e vediamo cosa sta succedendo dopo il voto per la segreteria regionale della Lega. È stato riconfermato Alberto Stefani. Roberto Marcato prima si era candidato, poi all'ultimo ha deciso di ritirare la propria candidatura.
e si parla di Roberto Marcato che possa uscire dal Carroccio e l'auspicio che che passi a Indipendenza Veneta è quella del segretario Michele Favero. Io ho sentito dire molti adesso che fanno dei moniti, no, verso Marcato, attenzione perché chi esce dalla Lega poi non rientrerà mai più, stai attento Roberto, eccetera. Ecco, io credo che un uomo libero debba seguire proprio il suo cuore, anche in politica. Certo, siamo umani, io capisco che uno che fa l'assessore in Regione Veneto, no, tanto per essere sinceri, rinuncia a qualcosa di importante se dovesse mai rinunciare. Ma il cuore deve essere libero anche in politica. Roberto si è sempre dichiarato indipendentista. Poi chi ci denigra ci chiama venetisti, no? Che se non ho capito bene, perché italianista significa studioso dell'Italia. Venetista lo usano tanti, anche tanti leghisti, come ad esempio il sottosegretario alla giustizia, che ci definisce venetisti. E invece Roberto Marcato è innanzitutto un amico, perché nei momenti dove insomma, così ho avuto bisogno di chiamarlo anche per la sua empatia verso il popolo veneto, è sempre stato disponibilissimo. Ricordo ad esempio la battaglia per Walter Onichini, dove non ha esitato un solo istante a indossare la maglietta che noi avevamo fatto per Walter. Credo che Roberto sia diventato in qualche modo così invidiato da qualcuno, i nomi magari li mettete voi. Qualcuno ha iniziato a vedere in lui un avversario per questa sua empatia con il popolo, per questo suo linguaggio, se vogliamo, molto basico, molto popolare, che però lo fa diventare un personaggio del popolo veneto, amato dai veneti, anche per i voti che lui riesce a portare a casa. E io credo che nell'anima di Roberto ci sia sempre questa voglia di Veneto. E questo sentimento, questo leone marciano che nasce nel cuore di ogni veneto indipendentista come io e tanti altri, non c'è nella Lega di Salvini, se vogliamo essere sinceri. Poi se vogliamo giocare allora va bene tutto, però la coerenza innanzitutto in politica per noi è un valore assoluto. Non dobbiamo dire ai veneti quello che i veneti vogliono sentirsi dire per avere un voto in più, dobbiamo dire ai veneti la verità. E chi può portare avanti un'autonomia forte, non questa, uno statuto speciale e chissà mai anche l'indipendenza, come auspichiamo noi, deve farlo perché lo sente dentro, come, non dico come una missione, ma perché crede che questa sia la strada giusta, a prescindere dal potere politico che si ha in questo momento. Altrimenti la politica diventa una specie di merchandising, di mercimonio, come volete chiamarlo, no? Dare e avere, solo e meramente un discorso economico e non ci interessa. Io credo che Marcato sia un uomo che può fare la differenza adesso, che può incardinare così anche i veneti a seguire una strada diversa dalla politica italiana, perché oggi il Veneto ha bisogno di un partito territoriale che si occupi esclusivamente dei problemi del Veneto. Il vostro rapporto con la Lega e se ci sarà magari un rapporto diverso con Stefani? Ma io ho sempre un bel rapporto con tutti, devo dire che anche con Alberto Stefani, persona che stimo, che è persona seria, posso a livello personale. Certamente il giudizio politico è diciamo che così stiamo percorrendo due strade che sono diametralmente opposte, se vogliamo. Cioè, adesso voglio dire, il Salvini di turno che 5 anni fa diceva che il ponte sullo stretto era uno scandalo che sarebbe andato in mano alla mafia, eccetera, e il Salvini di oggi che come ministro dei trasporti dice che è l'unica opera che bisogna fare assolutamente per l'Italia, ecco, queste cose qua non le sopporto. È un vero e proprio endorsement di Michele Favero, segretario di Indipendenza Veneta, movimento che è stato fondato dall'avvocato Alessio Morosin. E restiamo sul dopo voto per la segreteria regionale perché a Focus Gian Antonio D'Arese RFA ha detto che ci sarebbe stato un accordo all'ultima ora tra Roberto Marcato e lo stesso Stefani e in conseguenza di questo accordo la sconfitta di Franco Manzato sarebbe stata più cocente di quanto ci si
si sarebbe aspettati. Vediamo cosa ha detto a riguardo l'assessore al bilancio del Comune di Treviso, Riccardo Barbisan. Ma se Marcato avesse fatto l'accordo con Stefani avrebbe preso il 90% probabilmente. E poi ognuno vota quello che vuole e era ovvio che non tutti avrebbero votato il candidato trevigiano, come non tutti a Padova hanno votato il candidato padovano. Non c'è sempre identità nel voto rispetto al territorio nel quale si abita. L'ala trevigiana del Carroccio non è solo quella che sosteneva Franco Manzato, lo ribadisce con forza Riccardo Barbisan a 4 giorni da quel congresso che ha lasciato più strascichi polemici che unità di intenti. L'eco delle accuse a Marcato e non solo da parte di Gian Antonio Darè a Focus è ancora forte. Evidentemente ha fatto l'accordo, ha trovato una quadra con Stefani e assieme a lui anche una componente importante trevigiana, molto importante trevigiana. E bisogna vedere lui con chi ha parlato, perché Gian Antonio Darè non mi ha mai chiamato per votare nessuno, a parte che io neanche ero delegato al congresso, quindi non dovevo neanche pormi la domanda su chi votare. Probabilmente si è fidato delle persone sbagliate, non è la prima volta che gli succede. La stoccata ironica viene da chi invece fa parte di quella Lega trevigiana che ha sostenuto Alberto Stefani e non ci sta a farsi tacciare di tradimento né a farsi etichettare come parte sconfitta. La narrazione che a me non piace è di sentir parlare di una Lega trevigiana sconfitta. Ci sono anche tanti delegati al congresso della provincia di Treviso che oggi si trovano nella posizione di aver vinto, quindi il fatto di dire che la provincia di Treviso ha perso a me fa sorridere, nel senso che non è proprio così. Forse più del 50% dei delegati della provincia di Treviso ha votato per Stefani. In direttivo regionale abbiamo il più votato dei membri del direttivo regionale, che è un trevigiano, ovvero lo storico esponente moglianese Giuseppe Canova. Resta però un Carroccio veneto alle prese con tensioni sotterranee fortissime. Barbisan è convinto che l'opera diplomatica porterà i suoi frutti. Alla fine non ce n'è uno che sia per l'autonomia e uno che sia contro, uno che sia per le piccole medie imprese e uno che sia per le multinazionali. Siamo tutti dalla stessa parte e le cose, come dicevano i democristiani, sono più le cose che ci uniscono di quelle che ci dividono. Sempre da lei però dice ha vinto la linea del ponte di Messina e non quella dell'autonomia. Vabbè, guardi, che lo dica un parlamentare europeo sul tema del ponte di Messina, quando il ponte di Messina è una delle parti fondamentali dei corridoi europei Palermo-Berlino, fa sorridere, nel senso che il ministro delle infrastrutture si occupi pure del ponte sullo stretto di Messina, ma io da cittadino trevigiano so che è venuto qui 3 o 4 settimane fa a portarci i soldi per la progettazione del quarto tronco della tangenziale che né Bossi né Maroni né nessun altro ci ha mai fatto. La chiave di tutto sta nel futuro di Roberto Marcato, uno che Barbisan conosce molto bene dai suoi trascorsi di consigliere regionale. Una persona che dovessimo perdere sarebbe un problema per noi, credo anche un problema per lui, perché tradire così la sua storia non credo che neanche lui lo voglia. Quindi il mio appello è, da queste telecamere, ti prego Roberto, pensa bene a quello che stai facendo, tu sai che per la Lega vale lo stesso principio della Chiesa. Extra ecclesiam nulla salus, fuori dalla Chiesa nessuna salvezza, e così anche è stato per tutti coloro che hanno abbandonato la Lega. Extra ecclesia nulla salus, ha fatto bene a ricordarlo. Riccardo Barbisan vale non soltanto in politica ma nella vita in generale. Andiamo a Bassano del Grappa perché infuria la polemica sulla chiusura del Ponte Nuovo che spacca in due la città, traffico è in tilt e cittadini arrabbiatissimi. Andiamo a sentire i dettagli in diretta da Sharon Di Carlo. A te la linea, Sharon. Sì, buongiorno a tutti. Io e Renzo Rigon siamo venuti qui sul Ponte della Vittoria di Bassano del Grappa, un'ultima passeggiata perché da lunedì il ponte chiuderà per 2 mesi per alcuni lavori di manutenzione, una chiusura improvvisa, una chiusura che dividerà la città in due ma soprattutto ha diviso l'opinione pubblica. Giovedì qui a Bassano del Grappa c'è il mercato, noi abbiamo raccolto la voce dei cittadini ma anche dei commercianti del mercato. Ascoltiamola insieme e poi vi restituisco la linea. Se si vuole venire al mercato, penso che lo faranno comunque, altra strada e si arriva uguale. Sapete che chiuderanno il Ponte della Vittoria per 2 mesi? Che cosa ne pensa?
se si deve ci saranno tanti problemi, però bisogna... Penso che dovrei stare aperto mezzo, fare entrata e uscita, no? Chiuso? Tutto. Come si fa? Devono lavorare, lasciamoli lavorare, non dico altro. Chiuderanno il Ponte della Vittoria per 2 mesi, non so se lo sapete, che cosa ne pensa? È sbagliato tenere 2 mesi, se mi pare un po', se no potevano fare un senso unico, alternato. Impediscono a venire dentro perché fanno un giro talmente lungo, noi che conosciamo andiamo bene, se no gli altri hanno difficoltà. Devono andare al terzo ponte o per Campese, quella è la soluzione. Quindi saranno 2 mesi di confusione secondo lei? Sì, senz'altro. Sarà un grosso problema per gli automobilisti e soprattutto per coloro che vengono da fuori e che non conoscono bene Bassano. Chiaramente credo mettano delle indicazioni in modo da favorire i percorsi alternativi. I commercianti sono gli ultimi a sapere le cose, anzi non le sanno proprio perché non li chiamano mai, sempre dopo. E se si arrabbiano hanno tutte le ragioni del mondo. Lei che è un commerciante, secondo lei questa chiusura che impatto avrà? Beh, per i cittadini di Bassano poco, perché sicuramente trovano le strade alternative. Per chi viene da fuori sarà un problema, perché se non c'è una buona indicazione alternativa non arriveranno facilmente. Questo è l'ultimo giovedì di mercato prima della chiusura del ponte. Il prossimo, come sarà? Il prossimo andremo in vacanza anche noi altri, andremo al mare, in montagna e il mercato si riprenderà. Non lo so, speriamo di no, speriamo che la gente cambia un po' le abitudini, cambia strada e che capisse anche il disagio. Capisco che se ci sono lavori da fare per tutto è giusto, però insomma è un bel disagio anche perché 2 mesi è tanti. Problema, perché chi arriva da Marostica trova tutto il casino, già sì, penso sarà molto problematico per quella gente che viene al mercato. Già è abbastanza calmo, se è un po' più calmo di così siamo presi male. Saranno 2 mesi difficoltosi per voi? Saranno 2 mesi molto difficoltosi, già siamo in difficoltà e qua a Bassano è abbastanza difficoltoso. Vediamo, speriamo. Oggi in regia Andrea Basso con Fabio Falliero. Ieri una sfuriata alla Camera di Giorgia Meloni che ha attaccato l'Europa sul PNRR, sull'aumento dei tassi di interesse, sui migranti. Oggi inizia il Consiglio europeo e quindi lancia in resta. La Presidente del Consiglio mai si era vista una premier o un premier così arrabbiato in Parlamento. Vediamo un brano insomma, del suo intervento. Esattamente come non mi sento di condividere l'approccio che ho sentito da molti, sempre in riferimento alla Commissione europea, sul tema della Tunisia. Onorevole Boldrini, per carità di patria non entriamo sul tema delle autocrazie, perché le lezioni da quelli che andavano a braccetto con la Cuba comunista di Fidel Castro e con tutte le altre dittature comuniste del mondo di oggi non le accetto, grazie. Ma questa era Giorgia Meloni, decisamente arrabbiata. Poi vedremo anche su questo l'intervento di ieri sera a Focus. Abbiamo parlato di questa intemerata di Giorgia Meloni contro l'Europa e sentiremo cosa ha detto il sindaco di Chioggia Mauro Armelau, che era tra gli ospiti. Allora adesso andiamo in pubblicità, un paio di minuti e poi torniamo qui con Focus TG. State con noi, grazie. Nuovo in diretta con Focus TG, abbiamo visto l'intemerata di Giorgia Meloni ieri alla Camera. Sentiamo come ha commentato
così diciamo l'approccio con l'Europa del nostro paese il sindaco di Chioggia, Mauro Armelau, ieri sera a Focus. Sentiamo. La Meloni, anche perché deve salvaguardare l'interesse nazionale in primis. Sì, siamo in Europa, però io adesso non voglio entrare nel merito del MES, però noi abbiamo protestato proprio 3-4 giorni fa per le scelte del commissario europeo Sinkevičius sulle norme legate alla pesca. Sono norme che iniziano il loro iter, stiamo cercando con i nostri parlamentari europei di bloccarle, perché vorrebbe dire dare un colpo mortale al settore della pesca, che io ovviamente parlo per Chioggia, prima flotta peschereccia d'Italia, sarebbe messa a dura prova. Già sono messi a dura prova i pescatori con le regole che vanno a ridurre lo sforzo di pesca e quindi pescano meno. Poi sono direttive di questo Sinkevičius che mi dicono essere un ambientalista, però all'Europa degli insetti noi risponderemo con la sagra del pesce a Chioggia, perché loro ovviamente lavorano sugli insetti, però ripeto, norme europee che danneggiano in questo caso il settore della pesca vanno contestate. Infatti la Meloni fa bene a salvaguardare l'interesse nazionale, anche perché l'Italia in Europa deve avere il proprio peso, non possiamo accettare supinamente chiaramente le regole che arrivano dall'Europa, da gente che probabilmente decide sì per l'Europa, ma ogni Stato ha una storia, ha delle tradizioni, ha delle realtà che ovviamente sono tipiche di un territorio nazionale. Ripeto, fa benissimo, mi auguro che anche gli altri partiti approvino questa linea, ma non ho dubbi che anche Salvini si uniformi insomma a questa scelta di salvaguardare l'interesse che è quello dell'Italia e degli italiani. Ecco, sulla questione... E questo era Mauro Armelau, sindaco di Chioggia. Torniamo ai problemi che riguardano proprio il nostro territorio e tra questi c'è la diga del Vanoi. C'è uno scontro tra Veneto e Trentino Alto Adige, il sostegno al progetto di realizzazione di questo invaso d'acqua è approdato in Consiglio Comunale a Romano Dezzelino e il sindaco dice è indispensabile ma serve una regia sovraregionale. Stiamo al servizio di Monica Smiderle. Mentre il dibattito politico in Trentino si accende attorno al caso della diga del Vanoi con discussioni in Consiglio provinciale alimentate dall'accelerazione data al progetto negli ultimi mesi, nella pedemontana vicentina si spinge perché il bacino da 33 milioni di metri cubi d'acqua diventi al più presto realtà. La crisi idrica degli ultimi anni ha fatto alzare l'asticella dell'attenzione e ora il sostegno alla realizzazione dell'invaso arriva anche dai consigli comunali. A Romano Dezzelino è all'ordine del giorno del Consiglio straordinario di lunedì prossimo 3 luglio. È una cosa che ci interessa da vicino per due punti. Per prima cosa riguarda una richiesta che ci è pervenuta dal Consorzio Brenta proprio riguardo della gestione dell'acqua. Ci sono stati importanti problemi di siccità in questi ultimi anni e quella che è la tendenza climatica per il futuro non ci rasserena, di conseguenza è arrivato il momento di impegnarsi tutti, quindi tutti i comuni che fanno parte di quest'area. Dall'altro canto il comune di Romano assieme ai comuni di Pove e Mussolente nella zona pedecollinare ha un problema che riguarda l'assenza del sistema di irrigazione. Insomma, il territorio bassanese confida di avere presto la banca d'acqua del Vanoi, ma teme di trovare un ostacolo difficile da superare, ovvero il Trentino. Per Bontorin serve una regia sovraregionale. Se ogni regione comincia a mettere dei paletti, e lo vediamo ad esempio con la Valdastico Nord, con tutto quello che riguarda la viabilità, non si arriva da nessuna parte. Serve una regia nazionale, serve che su questo intervengano tutti quelli che sono gli attori che ne hanno la competenza, di conseguenza si parla dal Parlamento in su per portare avanti progettazioni che sono per noi molto importanti. Servizio di Monica Smiderle, adesso vediamo i titoli del Corriere del Veneto, una notizia uscita adesso, il giudice paragonò a un bambino il cane dell'ex fidanzato, la Cassazione sentenzia il legame non provato, lei non potrà più vederlo e quindi è stata ribaltata la sentenza di primo grado, leggiamo ancora nel sommario, che aveva equiparato sentimenti e percezione dell'animale domestico a quelle dei neonati. Pochi 4 mesi di relazione e nessuna prova
del rapporto con l'Australian Cattle Split. Finiscono in tribunale anche gli animali, poverini, i cagnetti e i gatti. Pallini alla professoressa di Rovigo, il professor Crepè commenta: dovevano mandare i ragazzi in ospedale a vedere cos'è il dolore. Ha ragione il professor Crepè, bisognerebbe mandarli anche negli ospizi, bisognerebbe fare dei tour che sarebbero molto educativi, non solo nelle città d'arte. Liste d'attesa, ne abbiamo parlato prima, 7 veneti su 10 non riescono a prenotare, il 60% rinuncia a curarsi, e poi ancora, il servizio è appena andato in onda, Veneto-Trentino, la guerra dell'acqua riparte, la diga a Lamonna non si deve fare. Restiamo sempre in ambito di strutture e infrastrutture. A Montecchio Maggiore è stato riaperto al traffico il cavalcaferrovia di Strada Battaglia, ne abbiamo parlato in questi giorni, ci torniamo perché è un'opera importante anche perché è collegata all'alta velocità. Nel frattempo si aspetta che venga finalmente completato il casello della 4, che sarebbe la conclusione della pedemontana, che senza casello non può sboccare sull'autostrada. Sentiamo Daniele Garbin. Mercoledì 28 giugno 2023, una data storica per Montecchio Maggiore, ma anche per la viabilità dell'Ovest vicentino. Alle 11 vengono rimosse le ultime barriere sul cavalcaferrovia di Strada Battaglia. Il sindaco Gianfranco Trapula e il presidente della provincia di Vicenza, Andrea Nardin, si stringono la mano. Ora finalmente può transitare la prima auto sul nuovo ponte. Una giornata veramente di felicità oggi, dopo tanta attesa finalmente rivediamo l'apertura di questo importantissimo collegamento. Credo che questo sia un momento sicuramente storico, la riapertura, vediamo già come da pochi secondi c'è stata l'apertura e tantissime sono già le macchine che percorrono questo cavalcaferrovia. Ci sono comunque intensi lavori, tantissimi lavori sulla viabilità, la TAV o altri interventi in provincia di Vicenza, e quindi i piccoli disagi che si creano, anche grazie alle aperture come quelle di oggi, vengono alleviati. La riapertura di queste infrastrutture è stata più volte rinviata in questi mesi. Solo ieri pomeriggio IRICAV 2, il consorzio di imprese a cui RFI ha affidato i lavori per la TAV, dopo aver eseguito l'ultimo collaudo, ha sottoscritto l'affidamento al comune dell'opera. Sono stati qualche mese di ritardo dovuto a delle lavorazioni non solo complicate, ma anche a mancanza di materiali, così ci hanno detto, e in effetti era così il mercato. No, noi speriamo nelle riaperture di questo cavalcaferrovia, e dopo la cosa che però risolverà gran parte dei problemi della viabilità di Montecchio Maggiore ma dell'Ovest vicentino sarà il nuovo casello della 4. Altro intervento tanto atteso che potrebbe essere ancora incompleto al termine dei lavori della pedemontana veneta ad ottobre. Al momento nessuna data certa è stata comunicata ai sindaci della zona. Fluidificare la viabilità in questo punto è prioritario. Ecco perché, pur non essendo state completate tutte le opere accessorie, il sindaco ha scelto di aprire comunque la strada senza tante cerimonie. Piuttosto che aspettare quelle che sono le rifiniture di dettaglio, è stato giustamente importante aprire e dare sfogo alla viabilità, quindi va condivisa la scelta importante del sindaco, che ha voluto aprire nonostante appunto non ci fosse la perfezione assoluta, perché comunque l'essenzialità c'era e quindi l'importanza all'interesse dei cittadini, all'interesse della viabilità. E subito dopo l'inaugurazione sono passate le prime auto e noi siamo andati a raccogliere i pareri degli automobilisti. Sentiamo. Buongiorno, è uno dei primi che passa questa mattina. Finalmente era ora, abbiamo aspettato, finalmente è arrivato. E oggi cambia vita. Cambia tutto qua. Cosa cambia per lei? Cambia invece che si può girare molto bene, si può andare a Brentola tranquillamente invece di aspettare, e cambia la vita. Ci voleva. Lei che lavora, che problemi aveva? I tempi sono stati troppo lunghi, perché hanno fatto in 2 anni il ponte Morandi e questo 1 anno e mezzo, e fai 1+1, i conti non tornano molto. Dopo 5 mesi di schifo, finalmente un paese che viene sbloccato. Molto importante, ponte bellissimo, nuovo, comodissimo, finalmente adesso qua si veggia bene. Finalmente un'opera che serve, adesso verrà utilizzata molto bene.
È chiaro che noi siamo il primo punto di incontro delle proteste, segnalazioni dei cittadini, è questo, anche nell'ultimo periodo, perché era ansiosa l'attesa della riapertura e quindi le richieste di quando si apre arrivavano pressoché copiose ogni giorno. Oggi si parte per fortuna, dai. L'abbiamo aspettata tanto e finalmente è arrivata, dai. Oggi? Chissà, avanti tutta. Sono uno dei primi finalmente. È un lavoratore che usa questo ponte. Ho patito parecchie pene per questo ponte chiuso. Finalmente l'hanno aperto. Speriamo si risolva il problema del traffico. Mamma mia, che bella! Abbiamo trovato bene. Grazie mille. Devo andare a lavoro adesso. Grazie. Vedo che addirittura fate i selfie. Cosa sì, facciamo che c'è un anno che passo quasi tutti i giorni a vedere se è pronto e non capivo. Sono commosso. Non ci crede? Sì, non ci credo. Fa un altro giro. Vabbè, fa 3 volte che faccio dentro. Saluti. Sono commosso, non ci credo. Interviste di Daniele Garbin. Andiamo a passare ai Grappa perché continua il caos sulle case di cura e il Partito Democratico a questo punto alza la voce. Sentiamo il servizio di Federico Fusetti. Le case di riposo non sono un'azienda e gli anziani non possono essere considerati numeri. Anche il Partito Democratico di Bassano alza la voce sulla situazione delle case di riposo, prende in prestito una frase di Pietro Fabris, è senatore, sindaco e presidente della casa di riposo bassanese, e si dice preoccupato per quello che potrebbe accadere e per quello che la giunta Pavan avrebbe in mente a partire dalla costruzione di una nuova residenza per gli anziani. Le case di riposo di Bassano avevano una situazione 3 anni fa, 4 anni fa, in cui c'erano delle liste di attesa lunghissime. Ora invece ci sono un sacco di posti vuoti e l'amministrazione di Elena Pavan si appresta a privatizzarle. A privatizzarle come? Facendo costruire ai privati una nuova casa di riposo. Il PD chiede anche chiarezza sul rapporto dell'amministrazione con il CDA dell'ISAC, che non dimentichiamolo è stato sfiduciato dall'amministrazione Pavan. Andando d'amore e d'accordo con il CDA che prima ha sfiduciato, per dismettere Villa Serena e costruire una nuova ala della casa di riposo che però porterà 170 posti in meno. Oltre che preoccupato per il futuro, insomma, il PD chiede che si cambi subito rotta e che le case di riposo restino completamente pubbliche, usufruibili da tutti. Se anche le case di riposo, come la sanità, virano verso il privato, le nostre case di riposo non saranno più un diritto universale per tutti, ma saranno un diritto particolare per pochi, particolare per chi potrà permetterselo. E gli altri si arrangeranno. Siamo estremamente preoccupati da questa situazione e chiediamo un ripensamento al CDA dell'ISAC e un ripensamento all'amministrazione di Elena Pavan. Insomma, se ci sono progetti, numeri certi e documenti, sarebbe opportuno che il sindaco Pavan mostrasse tutto ai cittadini, perché anche, anzi soprattutto, il loro giudizio è importante. Andiamo a Treviso, dove slitta la cittadella della salute, in particolare il trasferimento dei primi reparti. Sentiamo. L'inizio del trasferimento potrebbe essere tra il 10 e il 20 di luglio. Adesso ancora dobbiamo capire, ma comunque saranno le chirurgie. Era prevista inizialmente per il 21 giugno, poi spostata ai primi di luglio, la data dei primi trasferimenti dei reparti nella nuova cittadella della salute. Dopo i sopralluoghi nei locali del nuovo blocco ospedaliero per verificare l'idoneità del plesso, si sta procedendo per mettere in sicurezza i pazienti una volta trasferiti. Stiamo solo cercando di evitare che si crei confusione nel passaggio, perché sapete, quando si lasciano delle cose dall'altra parte, il problema sono i trasporti. Allora stiamo affinando i trasporti in modo tale che l'utente, il degente, non abbia sostanzialmente difficoltà. Un trasferimento delicato, spiega il direttore dell'US2, che deve tenere conto delle difficoltà che ai pazienti lo spostamento può creare. Il problema è che dobbiamo attivare almeno una risonanza, dobbiamo attivare un TAC proprio per dare risposte direttamente in sede senza spostare le persone. Mancano i medici, mancano gli infermieri, gli operatori sociosanitari e poi ci sono appunto i precari della sanità. È passata in Senato la legge di stabilizzazione, tra di loro 120 ricercatori dello IOV a Padova e degli istituti di
di ricerca sempre padovani. Sentiamo Francesco Rattai. È passato con 100 voti a favore su 175 votanti in Senato la stabilizzazione dei precari della sanità. Si tratta di ricercatori e coinvolge anche il personale dello IOV e dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, circa 120 lavoratori solo nel Padovano. Dopo anni di lotte, finalmente un comparto composto da farmacisti, biologi, psicologi, bioingegneri, tecnici sanitari trova la sua regolarizzazione. Pilastri fondamentali per la ricerca, troppe volte abbandonati al precariato. Adesso noi vigileremo che questa norma venga applicata da parte di tutti gli istituti. Su Padova abbiamo sia l'Istituto Zooprofilattico che lo IOV, grandi enti di ricerca, sia di ricerca animale che sulla grande materia dell'oncologia, e cercheremo di tutelare al massimo e vigileremo come funzione pubblica CGIL per la stabilizzazione approvata oggi per queste lavoratrici e lavoratori. Vediamo i titoli del Gazzettino, il Gazzettino online: malore in spiaggia ma le auto parcheggiate rallentano i soccorsi e una ragazza ha rischiato di annegare. Poi si accascia in riva al mare, turista rianimato sulla battigia. La notizia che abbiamo dato nella prima parte: cosa fai? Non prendere la mia bambina, fingono di rapirle la figlioletta per rubarle la borsa, ed è una piaga quella delle borseggiatrici. A Venezia l'Erisbar offre lavoro ma non trova, e Arrigo Cipriani punge l'Italia, una repubblica fondata sulle ferie. E adesso un servizio sul salvataggio dei pesci, vediamo di cosa si tratta. Scene di un salvataggio. Qui i volontari sono alle prese con gli avannotti, piccoli pesci che a causa della scarsità d'acqua nel Piave rischiano di morire. E così, dall'altezza del ponte della Priola in giù fino a Saletto, gli uomini della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee si spendono per portarli in salvo. Il problema soprattutto è che dal ponte della Priola in giù l'acqua si infossa sostanzialmente del Piave, rilasciando, creando delle pozze dove all'interno di queste pozze purtroppo vengono intrappolati dei pesci e bisogna salvarli. Interventi che si ripetono tutti i giorni. Nei periodi di siccità viene utilizzato uno strumento con corrente a basso voltaggio che li stordisce momentaneamente e consente di trasportarli in vasche con ossigeno in luoghi a monte o a valle del Piave dove la maggior portata d'acqua risulta tale a garantire la loro sopravvivenza. Ieri sono state impegnate 2 squadre, sostanzialmente con gli elettrostorditori cerchiamo di spostare quanto più pesce possibile, di salvare quanto più pesce possibile, ma comunque tanto pesce muore. Altro problema grave, quello che resta e quello che riusciamo a spostare viene massacrato dai cormorani. Intervenire a priori, l'input che arriva da FIPSAS suggerendo quali le strade percorribili. Secondo noi abbassare quello che è il livello della ghiaia che c'è, del sedimento che ogni anno viene trasportato del Piave, perché in quella zona soprattutto la falda è 1,60 m sotto, quindi c'è tantissima ghiaia da asportare e via. È anche vero che tante associazioni purtroppo non condividono queste pratiche, non sapendo quello che succede però, perché togliendo acqua al fiume, ripeto, tutta la fauna e poi muore un ecosistema completo. Quindi aspettare che si rigeneri un ecosistema è tanto lungo come periodo. Sono iniziate ieri le prenotazioni per le visite guidate al Gatta Melata a Padova, e proprio ieri è salito in anteprima anche il sindaco Sergio Giordani, preceduto credo da Valentina Visentini, che era già andata a vedere da vicino questo protagonista della nostra storia. Vediamo Giordani.
Una visita guidata tu per tu con il gatta melata anche per il sindaco di Padova Sergio Giordani, che ieri ha voluto rendersi conto personalmente della magnificenza dell'opera di Donatello, così cara ai padovani. Accompagnato dal restauratore Nicola Salvioli, il sindaco è salito sui ponteggi per apprendere tutte le curiosità e per capire quali sono gli interventi che verranno messi in campo dalla Soprintendenza dei Beni Culturali in collaborazione con la Santa Sede per tutelare questo monumento, simbolo di Padova, messo a dura prova dai secoli, dall'inquinamento e dagli agenti atmosferici. È stata un'occasione unica, sono rimasto affascinato, ha detto il sindaco al termine della visita, assicurando se possibile anche il sostegno dell'amministrazione comunale nell'opera di restauro che verrà decisa al termine degli esiti delle indagini degli esperti. E questa era Valentina Visentin. Ci sono stati sempre a Padova nuovi riconoscimenti all'università, che risale addirittura a 24 posizioni nella classifica 2023. 24 posizioni in più del 2022, quarto ateneo in Italia, un nuovo riconoscimento internazionale, quello che QS World University Ranking assegna all'Università di Padova per il 2023. La classifica, tra le più accreditate a livello internazionale, valuta le migliori università del mondo e fornisce strumenti di conoscenza e comparazione per le scelte di studio, di vita e di carriera scientifica. L'Università di Padova a livello mondiale si colloca per il 2023 al 219° posto, in un'edizione in cui sono stati analizzati 2.963 atenei, quasi 500 in più rispetto all'edizione precedente di 104 paesi diversi. Allora andiamo a Trieste perché come succede in tutte le grandi città, le città migliori, le più belle d'Italia, Trieste fa parte di questo gruppo di città storiche e meravigliose. C'è un grande flusso di turisti, continuano a aumentare i turisti, soprattutto i dati sono così esaltanti, anche le prospettive per i prossimi mesi dopo la crisi dovuta alla pandemia. Sentiamo il servizio della nostra redazione di Trieste con Tele4. Degli albergatori, il grande amico Guerino Lanci, è quella di raggiungere, in quanti anni, non lo posso dire, 3 milioni di turisti. Si parla di 1.400.000 presenze sul territorio, che è un dato in crescita ulteriore rispetto alla crescita incredibile già dell'altro anno. Il dato di 3 milioni è stato fatto facendo un paragone per quelle che sono destinazioni simili a Trieste, città costiere di seconda fascia per così dire, quindi non Roma, Firenze o Venezia, che hanno giocato carte in progetti pluriennali per lo sviluppo turistico sostenibile, in maniera tale che la città rimanga e permanga vivibile per i cittadini. Il traguardo dei 3 milioni di turisti in un anno a Trieste è raggiungibile, secondo il presidente di Federalberghi Guerino Lanci. L'ambizioso traguardo è nel diario dei desideri della giunta comunale, ma dal settore filtra ottimismo rispetto al trend di gradimento della città, in modo da poter ritenere di reale attuazione un obiettivo di tale natura. Il tutto però dovrà passare attraverso un costante lavoro di programmazione che richiederà diversi anni, durante i quali risulteranno indispensabili le politiche di conciliazione fra turismo e quotidianità dei cittadini. L'obiettivo è più o meno quello che hanno raggiunto altri, numeri che vanno dai 2 milioni e mezzo ai 3 milioni e mezzo di visitatori sparsi lungo tutto l'anno, non solamente nel momento in cui è estate o ci sono i ponti. Una crescita che però deve essere programmata, progettata, si parla di archi temporali di 10 anni, che sono normali nella progettazione turistica e in una programmazione anche a lungo termine, che non sono una colonizzazione del centro selvaggia da un punto di vista turistico, ma piuttosto un allargamento di quello che è il centro e il concetto turistico, un po' come sta già avvenendo. Questo deve essere un piano portato avanti da imprenditori e da enti pubblici in maniera coordinata, ma è un obiettivo raggiungibile. È una delle chiavi che dal settore viene definita come vincente per l'interesse che Trieste riscuote e anche la molteplicità di eventi che hanno luogo durante l'anno. Il sindaco di Piazza a tal proposito ha annunciato l'arrivo delle frecce tricolori per venerdì 7 luglio. Il giorno 7 alle ore 11, 7 luglio, ci saranno le frecce tricolori che faranno un passaggio sulla città. Perché fanno questo? Per ogni capoluogo di regione ci sarà questo sorvolo delle frecce tricolori, che è sempre una bella emozione, insomma, no? Allora avviso ai cittadini, il giorno 7 alle ore 11 tutti col naso in su a vedere le frecce tricolori che arriveranno da Monfalcone verso Trieste.
E questo era il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza. Andiamo in pubblicità 2 minuti e poi torniamo di nuovo con Focus TG. State con noi. Stasera alle 21:15 come sempre Focus, non perdetevi l'appuntamento con il dibattito sui temi di grande attualità. Ieri sera tra gli ospiti c'era, ed è stato un ritorno dopo qualche tempo di assenza, il generale Antonio Pappalardo, che ha annunciato una manifestazione che si svolgerà a Palmanova. Sentiamo cosa ha detto. Penso che non stanno tutti gli altri. Io sono stato assessore a Lampedusa e un bel giorno, mentre ero nel mio ufficio, ho sentito urlare nell'ufficio del sindaco. Sono andato di corsa su, i pescatori stavano buttando da giù dalla finestra il sindaco. Ma che fate? Siete matti? Volete ammazzare il sindaco? Sì, perché il sindaco è complice di questo governo, è complice di questa regione, è complice di questa Europa e noi stiamo morendo. Abbiamo il gasolio alle stelle, i migranti che arrivano da tutte le parti, stiamo morendo di fame. Il sindaco mi ha guardato, meno male che è venuto lei generale, perché mi ha salvato e mi volevano ammazzare. E che dobbiamo fare, caro generale? Non lo so. Vuoi fare tu il presidente dei pescatori? Malauguratamente ho accettato, però la prima cosa che ho fatto, andiamo subito alla regione, ho preso per il collo il presidente della regione, ho detto abbassate subito il prezzo del gasolio, che questi escono con queste barche e consumano un sacco di gasolio, il pesce che pescano lo vanno poi tutto quello che ricavano lo spendono per il gasolio. Alla fine qualche cosa l'abbiamo raggiunto, però un fatto è certo, quello che ho potuto io rilevare stando a Lampedusa è che l'Europa non esiste. L'Europa non esiste, non ci prendiamo in giro, signori. Questa Europa che è nata con tanti buoni intenti, dovevamo arrivare dopo tanti anni a questi Stati Uniti d'Europa. Non c'è assolutamente niente, 1-0 assoluto. Tutto è un inganno. Chi comanda a destra e chi comanda a sinistra e soprattutto non c'è democrazia. Ma che cos'è questa Commissione europea che nessuno elegge? Che cos'è questo Parlamento europeo che conta quanti due di coppa quando la briscola a bastoni? Vogliamo regolarizzare questa Europa, se no se ne vadano. Non è possibile continuare su questa strada. Ecco perché ringrazio il buon Bacialdi che mi ha invitato. Noi domani a Palmanova siete tutti invitati, se volete venire siete tutti invitati, destra, sinistra, non mi interessa, venite perché all'Auditorium San Marco di Palmanova faremo un grande convegno, parleremo soprattutto della sovranità nazionale e europea, ci saranno grossi esperti che parleranno, ci sarà l'avvocato Daniel Monne che parlerà del reato di usurpazione di potere politico, l'avvocato Paola Chiandotto del reato di vilipendio, l'avvocato Rosanna Papale delle leggi elettorali, profili di incostituzionalità. Sì signori, perché noi ancora andiamo avanti quando il Rosatellum è peggio del Porcellum e nessuno ne parla. L'ingegnere Ugo Rossi che parlerà della rappresentatività della politica violata e soprattutto l'avvocato che parlerà della sovranità nazionale e della sovranità europea. Dobbiamo chiarirci le idee, non ci prendiamo in giro. Tutto questo nasce perché c'è una carenza assoluta di un senso giuridico dei rapporti che ci debbono essere fra noi cittadini d'Europa, ma anche fra gli stessi stati. Non è possibile andare avanti in questo modo. Io vorrei ricordare solo una cosa, a me è stato affidato un incarico di parlare della Costituzione italiana. Ne parlerò, dicendo soprattutto una verità di cui nessuno parla. La Costituzione nel 1948 è stata approvata dai padri costituenti, ma non è stata ratificata dal popolo sovrano. Signore, una lacuna spaventosa. La Costituzione non l'ha approvata il popolo sovrano. Doveva essere portata all'attenzione del popolo sovrano. Perché? Si sarebbe evitato quello che poi si è detto dopo. Signori, cari amici, la Costituzione è frutto del compromesso fra democristiani e comunisti. Ed è vero che è stato un frutto di questo compromesso, mentre invece se veniva portata all'attenzione del popolo, in quel momento ci sarebbero venute fuori le università, le organizzazioni sociali, perché non le associazioni di magistrati che avrebbero dato il loro contributo per superare questo, che posso dire,
questo qualche cosa che si è venuto a creare. Noi abbiamo una Costituzione carente, signori. L'articolo 75 della Costituzione, signori, non lo sapete, ma noi l'abbiamo impugnato nel 2016 davanti alla Procura della Repubblica di Roma. Impone al popolo di non occuparsi dei trattati internazionali. Signori, il popolo sovrano non può mettere in naso dei trattati internazionali. Noi l'abbiamo impugnato alla Procura della Repubblica di Roma. Stranamente dopo 6 mesi ci hanno risposto: avete ragione, ma i padri costituenti hanno commesso una cosa enorme, non potevano. E questo era lo sfogo del generale Pappalardo, che è il leader dei Gilet Arancioni, quindi la manifestazione di cui ha parlato si svolgerà stasera alle 18 a Palmanova. Chiudiamo con lo sport di alto livello. Sarà protagonista da Auronzo di Cadore, località scelta come sede per ospitare i campionati mondiali di canoa velocità 2023. Segnatevi le date, perché da mercoledì 5 a domenica 9 luglio il lago di Santa Caterina ad Auronzo di Cadore sarà la cornice ai mondiali di canoa velocità per le categorie junior e under 23. La Federazione Internazionale Canoe ha infatti scelto Auronzo come location anche in virtù dell'ottima capacità organizzativa dimostrata agli europei del 2018. Per la regione, che ha presentato l'evento a Palazzo Balbi, un'occasione per valorizzare e promuovere il territorio. Questo campionato mondiale rientra tra gli eventi di eccellenza della nostra stagione, anche per quella che è una predisposizione della provincia di Belluno e delle nostre montagne verso l'attività sportiva, in particolar modo quelle che si svolgono outdoor. Un mondiale all'insegna della sostenibilità. La regione promette: i luoghi resteranno immacolati, che è una filosofia trasversale agli eventi di canoa, ma in questo caso con particolare attenzione dovuta allo svolgersi in un sito patrimonio UNESCO. Infatti il lago di Santa Caterina, oltre a essere un'eccellente sede di gara, impreziosisce l'esperienza di pubblico e atleti col suo scenario di impareggiabile bellezza, che ha già riscosso l'apprezzamento e soddisfazione delle nazioni partecipanti. Siamo abituati a gareggiare su delle immense piscine nelle pianure, e portare la gente che pratica il nostro sport in una località dolomitica come quella di Auronzo è il massimo. Numeri importanti per un evento che coinvolge 80 nazioni e che sarà trasmesso in diretta streaming in 43 paesi, con l'auspicio che la competizione agisca da volano per l'offerta turistica. Quasi 1200 atleti, accompagnati da circa 400 tra tecnici e loro dirigenti, e ad accoglierli in prima fila ci sono 200 tra addetti, volontari e specializzati nella gestione di questi grandi eventi. Sarà un evento che speriamo ci dia anche i risultati agonistici che aspettiamo, ma soprattutto sarà un volano di crescita, di promozione del territorio, perché poi chi arriverà nelle nostre montagne da tutte le parti del mondo non potrà che innamorarsi delle nostre montagne e del nostro Veneto. E questo è l'assessore Cristiano Corazzari. Chiudiamo questa edizione di Focus TG con i titoli del Corriere della Sera. Arrestato pusher dei VIP a Palermo, coca a Miccichè che la ritirava in auto blu. Complimenti. Lui nega. Auto sperimentale esplosa sulla tangenziale a Napoli. Dopo la ricercatrice è morto anche il giovane tirocinante. A Primavalle fermato un coetaneo amico della 17enne uccisa. Michelle forse caduta in una trappola, un delitto orrendo, una ragazza di 17 anni che era stata poi ritrovata in un carrello della spesa. È tutto per oggi, grazie per averci seguiti fino a qui, grazie a Andrea Basso e a Fabio Falliero in regia. Ci vediamo stasera alle 21:15 a Focus se lo vorrete. Arrivederci.